Eccoci qua, buonasera. Eccoci qua con un'altra lezione di ortografia napoletana, come cercare di scrivere quanto meglio possibile nella nostra stupenda lingua. Stasera vi voglio parlare di un altro argomento curioso che è l'avverbio ecco. Il napoletano diventa quasi un verbo, nel senso che ha proprio una sua coniugazione a parte. Per cui è curioso, è stato anche argomento di numeri comici, di numeri da comici e da monologhisti cabarettisti. Prendiamo ad esempio la frase eccolo qua. La frase eccolo qua, per tradurla in napoletano bisogna tradurla in un italiano vecchio, antico. Lo vedi qua Giorgio che entra, lo vedi qua Giovanni. In napoletano diventa lo vide qua. Lo vide qua che poi subisce una trasformazione nelle forme contratte e diventa lo perde la L e si mette l'apostrofo. Vide diventa vi e K rimane qua, per cui ovicca. Poi cosa succede? A un certo punto perde anche la V o la V, perde la V e di conseguenza si chiama, diciamo, oicca. Poi a un certo punto è stata aggiunta la particella ne e diventa oiccanne, che poi la N è raddoppiata, vi ho parlato di questo meccanismo in un'altra lezione quando parlo del raddoppiamento fonosintattico, cioè il raddoppiamento di un suono a causa della sintassi. Queste erano due parole staccate, oiccanne, e la N è diventato un tutt'uno, è un po' come la parola soprattutto. Anticamente era soprattutto, due parole staccate. Poi è diventata soprattutto, la T è stata raddoppiata e si scrive tutto insieme, è la stessa cosa qua. Questa è diventata tutta una parola con la doppia N. Poi a un certo punto c'è stata una bella differenza fra quando questa si riferisce a un qualcosa di ben definito, una persona, o il canna Giovanna, o il can, eccolo qua che sta entrando. Mentre invece quando sta arrivando qualcosa di grosso, di confuso, di non specifico, di una quantità indefinita, si dice ovvican. Per cui ovvican, oppure si può anche dire obbican per un altro fenomeno di cui ho già parlato, che è il betacismo, cioè che un suono diventa B, in questo caso nella lingua napoletana la B diventa B, obbican. Per cui la cosa curiosa è che questo avverbio poi lo troviamo anche non soltanto con qua, ma anche con là, per cui diventa eccolo qua, eccolo là, lo vedi là, lo vide là, ovilla, oilla, oillan, ovillan, obillan, per cui lo troviamo anche con lan, e che significa là appunto. Però curiosamente si è aggiunto, così come in questo, codesto e quello, K indica qualcosa vicino a me che parlo, la indica qualcosa lontano da me e da te che ascolti, e invece si è aggiunto anche uno vicino a te, loc, per cui o il loc, o villoc, o villoc, o billoc, o villan, per cui diventa quasi una coniugazione, o il can, o il lan, o il loc, o il can, o il loc. E lo stesso è anche con il femminile, ai can, ai lan, ai loc, anche col plurale, e vi can, e villan, e villoc, per cui diventa quasi una coniugazione, una cosa curiosa e puffa, e questo è l'avverbio ecco. Non penso sia stato difficile, comunque se avete problemi scrivete. Ciao ciao, buona serata, ciao.